Con la proiezione del film Acqua sotto la terra è iniziata la 12ª rassegna del Festival del cinema archeologico organizzata dal Parco della Valle nello splendido scenario del Tempio di Giunone. La rassegna durerà fino a domenica prossima, terminerà con una serata di beneficenza dedicata a Biagio Conte. Sabato sera invece l'assegnazione dei premi Valle dei Templi, del premio Città di Agrigento e quello del concorso ArcheoCiac. Ormai è una tradizione, possiamo dire, e man mano che andiamo avanti con gli anni si afferma anche fuori naturalmente dalla regione, è apprezzato nei circoli diciamo, cinematografici e archeologici. Da qua sono passati grandi registi che come dire, si fregiano e sono orgogliosi di questo riconoscimento. Questo fa bene ad Agrigento, fa bene alla Valle dei Templi. C'è un programma ricco e articolato, intanto voi seguite dei temi ogni sera. Sì, abbiamo individuato delle tematiche specifiche per ogni sera e quindi la selezione dei documentari è avvenuta all'interno di questa griglia. Devo dire che alla fine c'è anche una bella sorpresa, presenteremo un documentario prodotto da noi e realizzato dalla IULM, l'Università di Milano con cui collaboriamo per la comunicazione. Questo documentario andrà poi a Rovereto nella rassegna internazionale e sarà passato anche su Rai Storia. E dopodiché il nostro programma è anche di diffonderlo nelle scuole per far conoscere anche ai ragazzi il nostro patrimonio. È una manifestazione che si conclude anche con dei premi. Sì, tradizionalmente vengono assegnati due premi, uno della giuria di qualità diciamo, e uno popolare. I visitatori, diciamo, i partecipanti alla serata hanno modo di votare il documentario che più gli aggrada. Stasera serata dedicata al tema della navigazione e i porti nel mondo antico con la proiezione di 3 pellicole. Domani venerdì il filo conduttore sarà verso l'Oriente con la proiezione di Alessandro il Grande il Macedone. L'ente parco si conferma comunque un forte trainer per ciò che riguarda la cultura, il turismo e punto di riferimento forte per Agrigento. Ecco, è un ruolo che vi siete ritagliati pian piano ed è molto importante. Sì, siamo contenti che adesso anche la città comincia a rispondere, a partecipare, a condividere, a suggerire, anche a proporre. Per noi è veramente motivo di orgoglio. La rassegna del film archeologico viene realizzata in collaborazione con il Museo Civico di Pordenone, alla presenza di Dario Di Blasi che ne cura la scelta artistica delle pellicole. Il mio lavoro è quello proprio di ricercare queste opere cinematografiche in tutto il mondo e devo dire che noi qui ad Agrigento, a Rovereto, in altre parti, ad Aquileia, dove facciamo queste manifestazioni, vediamo solo una piccolissima parte, perché nel mondo si producono ogni anno centinaia di questi film, non si possono neanche più chiamare documentari, sono veri e propri film.